Al telefono in video con WhatsApp l'amico Stefano Falconi, personaggio politico, assessore a Rovigo, nel comune di Rovigo, ma non solo, consigliere regionale, eccetera. Ciao Stefano, come stai? Ciao Leandro, sto bene, grazie. E te come stai? Allora, io come tutti sono in clausura, qua siamo tutti in clausura, speriamo adesso con le ultime notizie il governatore Zaia ha mollato un po' le redini, quindi forse riusciremo a muoverci un po' di più, ma questa è un'altra storia. Allora, perché ti ho chiamato? Perché San Marco? E che cos'è San Marco? Beh, San Marco innanzitutto è il patrono, santo patrono di Venezia e del Veneto, quindi è una giornata molto importante e che quindi, ecco, mi appello, ripeto, a San Marco nella speranza che questa tragedia che è in corso questi mesi possa far sì che sparisca prima possibile sia per il territorio veneto che per tutto il mondo e per tutti i cittadini veneti e del mondo. Ecco, c'è da dire comunque che i veneti si sono comportati, perlomeno in questa emergenza, uno scalino forse più delle altre regioni. Secondo te? Ma guarda, siamo stati bravissimi, i risultati hanno dimostrato, i risultati parlo scientifici, hanno dimostrato che i veneti si sono comportati bene. Non a caso oggi il presidente Luca Zaia ha fatto un'altra ordinanza che praticamente permette ai veneti di poter avere un attimino più, diciamo, le mani libere nel muoversi per quanto riguarda sia andare nei cimiteri, andare anche in determinati negozi, in particolar modo florovivaistici e di alimentari e similari, insomma, ecco, quindi è una cosa molto importante. E naturalmente oltre alla questione diciamo sanitaria c'è la questione economico-finanziaria, una grande crisi che tutti quanti, non credo il sottoscritto, ma credo te e tutti gli altri cittadini, sembra che dal dopoguerra in poi non ci sia mai stata una crisi del genere. Gli operai, gli impiegati e in particolare le partite IVA, gli imprenditori che sono allo stremo. Come tu ben sai, noi siamo qua in una zona, il Delta è una zona turistica, il Veneto è una zona turistica, l'Italia è un paese, è il paese turistico per eccellenza, cioè la prima attività che a livello economico che dà più PIL in Italia è il turismo, e in Veneto è il turismo. Adesso noi qua le spiagge, quando le facciamo funzionare? Ci doveva essere un azzeramento delle imposte e delle tasse per almeno un anno, per tutto il 2020, perché sennò così si manda la gente a carità e non so cosa succede, però purtroppo chi è al governo e dintorni sembra che stiano non sulla Luna ma su Marte. Dico viva San Marco, ma perché viva San Marco? Dico questo, abbiamo chiesto autonomia, sono passati 2 anni, va bene, 2 anni, ok, quasi adesso cosa stiamo aspettando? Il governo non ci dà l'autonomia, ma ragazzi, ma qua ci sono tutti i crismi per poter pensare che il Veneto non avrà mai l'autonomia. E attenzione che come sottoscritto, che non ho mai avuto l'autonomia, solamente mi viene voglia di pensare all'indipendenza. Mi viene voglia di pensare ancora all'indipendenza, come c'è stato un periodo forte della mia appartenenza per l'indipendenza veneta. Che questo spazio è uno spazio aperto, c'è anche la possibilità per chi non la pensa come te di controbattere. In ogni caso è un dato di fatto che il comportamento, secondo me, che non sono un politico, il comportamento di Zaia è stato tra i governatori che si sono fatti notare dal punto di vista mediatico il migliore in questo caso, quindi onore al merito, quando bisogna dare i meriti a una persona bisogna darli. Comunque vedo che tu sei sempre bello tosto, quindi non molli mai, sei sempre un guerriero. Ma guarda, il pensiero è che essere responsabili, a essere amministratori all'interno di un determinato territorio, in questo caso del Veneto, e avendo un'autonomia propria. Poi, se vogliamo far parte di un'Italia unita, noi lo siamo e siamo convinti. Però attenzione che certe decisioni spettano a noi, spettano al territorio, voglio dire. Noi non riusciamo a decidere niente sul nostro territorio, se non quello che a livello nazionale ci delegano di poter fare. Ti ringrazio Stefano,
Innanzitutto buona giornata, buon tutto, buon San Marco. Marco a tutti e anche per la liberazione, perché non è stato un eroe di guerra, 7 anni ha fatto tra militare e guerra, e quindi adesso non c'è più, però a lui e tutti i nostri combattenti e tutti i nostri eroi che hanno combattuto le potenti guerre, ecco, faccio un augurio all'Alto DJ che spero che mi sentano, che li ringrazio, che se io adesso sono qua e tanti altri come me, dobbiamo a loro questa nostra presenza. Grazie Stefano, ciao, buona giornata.